Ecco Armando, caro Armando, guarda, veder passare questi piatti straordinari sul monitor ti fa già venire la colina in bocca, l'appetito. Ciao Armando, ciao. Come stai? Bene, grazie a te anche. Sai, io mi preoccupo della tua salute, perché se manchi tu qui... Ecco, quindi a me porta ben poi con una stretta di mano che hai tu, che è molto forte, perché a me piace. Carisma e voglia di fare. Ma mi raccomando, tieniti sempre in forma, sempre. Ma io sono convinto che le tue medicine sono la buona tavola. Sì, questo è vero. Mangiare bene è molto importante, perché mangiare bene non è quanto il mangiare bene, che è importantissimo, ma mangiando c'è il dialogo, la comunicare, quindi la gioia di vivere. Quindi anche magari se, mie care signore, se non so, un piccolo bisticcio che hai fatto la mattina quando Maria è partita col tornare la sera, la tavola ti porta a unire questo bisticcio. Che prepari un buon risottino. No, tra il risotto e tra l'atmosfera e il profumo che viene fuori, i sapori, la finisce bene. La finisce bene. Armando poi è un amante, oltre che essere un amante della buona cucina, è un sostenitore della serenità e della tranquillità in famiglia. Dovremmo dargli il premio Nobel per dare, diciamo, sempre questa serenità, questo sole che vi voglio portare in casa anche quando non c'è. Ecco. Invece per dare un buon consiglio oggi ai nostri ascoltatori, che poi ci vedono su Veneto Globe, noi siamo presenti su Veneto Globe, basta digitare Veneto Globe sul vostro tablet o sul vostro computer, oppure girare e sentire la radio. E quindi la ricetta, vi fate un po' esperienza. Sì. Diciamo che la ricetta di oggi è la lingua di bue salmistrata con la salsa verde, lingua de bo salmistrata con la salsa verde. Ecco, questo è un piatto, come dicevo, che io sempre che vi sostengo di dare i piatti che vanno scomparendo. Questo è un piatto che nella marca trevigiana, che fa onore alla marca trevigiana, è uno dei vecchi piatti che sta scomparendo, non si trova molto nelle nostre tavole. È un piatto povero. Che è diventato straricco, perché se manca oggi nei migliori ristoranti la lingua salmistrata, non è più il poi adesso all'inverno così, e anche all'estate, la lingua salmistrata ovviamente bisogna tagliarla come fosse un prosciutto crudo, mi capisci? Bravo. Quindi questo qua è un piatto che fa onore sempre alla nostra tavola veneta. Quindi gli ingredienti per questa lingua salmistrata è da prendere una lingua salmistrata piccola dal vostro macellaio di fiducia, perché io vi potrei dire anche come si fa a salmistrare, però è una versione molto lunga e quindi è meglio comprarla già salmistrata dal vostro macellaio di fiducia. Quindi per 4 persone un 5, 600, 400, però se sei magnoni mettete anche una un po' più grandetta. E poi va servita la salsa verde e come dire, il procedimento è semplice. Una volta che avete preso questa lingua salmistrata, la lavate per bene con acqua fredda, la immergete dentro nell'acqua fredda in una casseruola, ovviamente capace, in acqua fredda, e la portate a bollore, schiumando sempre sopra tutte le impurità che vengono sopra l'acqua. E poi la fate bollire un po' dolcemente, non molto forte, fino a cottura ci vorrà un'oretta e mezza, dipende dalla bestia che è. Quindi con un forchettone introducete il forchettone nella lingua, se ne esce facilmente, la lingua è cotta. Dopodiché la togliete, la lasciate un momento raffreddare e viene pulita dalla sua pelle, che ha una pelle un po' spessa. Si pulisce per bene, si toglie la pelle e rimane questa lingua di un colore rosso scuro. A questo punto la lasciate. Senti Armando, ti faccio una domanda tecnica. Molti cibi vanno immersi nell'acqua,
fredda, e da lì prendono la cottura scaldando l'acqua pian piano. Esatto. Ecco, perché questo è importante. Questo è importante perché ci sono certi piatti che ovviamente devono partire con l'acqua fredda, invece ci sono dei piatti... Altrimenti si scottano fuori e poi restano crudi. E invece altri ci vuole l'acqua bollente, che quindi mi fermano tutti i sapori dentro del... Quindi una volta ma spiegheremo in futuro anche questo. Esatto, quindi una volta fatta questa lingua la lasciate raffreddare, la potete preparare un giorno prima, la lasciate raffreddare in frigorifero tutto intero. Nel frattempo però un giorno prima vi consiglio di preparare questa salsa verde che è molto buona, non è che si presta solo diciamo per questa lingua così da mettere sopra, per i bolliti, per i bolliti. Ad esempio una volta dopo, quando voi avete tagliato la lingua tutta sottile, la mettete su un bel piatto deportata e sopra col cucciaro che mettete questa salsa verde, la adagiate pianino, ogni fetta la coprite leggermente e sentirete che piace. Ma come questa salsa verde può essere applicata sul pesce, sul bollito, su tante altre cose, e dopo se vuoi farla venire ancora più sfiziosa, un po' più aggressiva, come te sa, aggressiva nel senso che ti cominci a mangiare una roba delicata, dopo ti viene ancora voglia, ma senti che buono, allora ti viene questa smania, diciamo così, piacevole di mangiare ancora. Allora, cosa devi fare? Devi mettere un po' di maionese e fai una salsa tartara, stupenda. Mi è venuta un'idea, Armando, a me è venuta un'idea e Tite sarà senz'altro il maestro in questo. Sì. Abbinati ai piatti c'è la musica, ma certi piatti che tu racconti con grande fervore, lì ci va una musica forte, certi altri piatti una musica melodica, molto melodica, molto soft, molto che ti coinvolge. Possiamo fare così una raccolta di questi abbinamenti e poi magari la prossima volta raccontarli ai nostri ascoltatori. Ecco, Bruno ti do velocemente la salsa verde. Perché poi dobbiamo chiudere perché ci danno poco tempo. Ecco, la salsa verde, per 4 persone prendete un 50 grammi di cetrioli sotto aceto, 50 grammi di capperi sotto aceto non sotto sale, 100 grammi di prezzemolo, 4-5 acciughe salate che poi vengono sciacquate per bene oppure sott'olio, 4 rosse di ovo sodo, non steme d'operar per piacer la bianca, ecco la rossa di ovo sodo, un spigo di aglio e 2-3 cucciari di buon aseo rosso, olio extravergine, sal e pepe appena marinato. Sapete tutti questi ingredienti, mettete finemente proprio col coltello, non per piacere col frullator, col coltello mettete tutto che viene tutto fin. Con il fin sapete rosse di ovo e con la punta del coltello meschiate tutte quante così. Mi fa come una crema, la schiacciate tutta e la unite a tutti gli altri ingredienti del prezzemolo. Mettete tutto sulla ciotola, con un cucchiaio unite l'olio sbattendo per bene tutti questi ingredienti fino a una composizione perfetta, né troppo densa. Costruite su un vasetto per 2 giorni e dopo sarà pronta a essere servita. Torneremo su questo punto perché è molto interessante come preparare la salsa verde, ma oggi dobbiamo lasciarci. Armando, grazie, mi raccomando, curati e ci vediamo domani. Tanti auguri. Buon appetito, buongiorno a tutti.